Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a te, cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e lui è l'immenso Alex Cereda. Buongiorno Alex, bentornato. Buongiorno a tutti. Alex, prima di noi andava questo pezzo musicato da Ennio Morricone, ovvero sia Se telefonando. Morricone nel 66 raccontò di essersi ispirato all'assolo di tromba che è all'inizio della canzone, perché mentre ci pensava in piena notte passò una volante della polizia a tutta birra, sirene spiegate. Probabilmente era una Giulia, caro Alex. Molto probabilmente, perché comunque è stata l'auto ufficiale e la più prestante delle forze dell'ordine. Non dimentichiamo la famosa Giulia Biscione, utilizzata dai carabinieri, dalla polizia, dalla Guardia di Finanza e anche purtroppo dai malandrini che fuggivano o andavano a fare rapine. Era un classico in quegli anni. Raramente un'altra auto. La Giulia era la più affidabile, la più veloce e si prestava purtroppo a essere inseguiti e inseguire. Esatto, anche nella versione che venne allestita per la Guardia di Finanza, questa ce l'ha raccontata la buonanima del nostro amico Giorgio Langella, e l'amico Gabriele Gabriele Pusceddu in Sardegna ne possiede una. Vennero allestite credo 200 di queste Giulie per la Guardia di Finanza come auto civetta col motore del 1750. Quindi vi lascio immaginare che razza di schegge siano vetture del genere, leggere, molto potenti e molto veloci, e ci vuole pure manico per guidarla. Anche oggi, perché molti appassionati stanno sempre a misurare, ma quanti cavalli ha? Un'auto non si misura in cavalli, un motore, si misura in tempi di ripresa, in coppia, in peso della macchina, perché avere 900.000 kg, avere 120 cavalli, non è come averne su un'auto che ne pesa 500-600 in più. Infatti. E poi anche auto a carburatori, il tipo di guida, trazione posteriore, se tu la sai portare bene è un grande vantaggio. Infatti. Se la sai portare bene è un grandissimo vantaggio. E poi il piacere di guida. Io un po' mi irrito quando mi chiedono ma quanti cavalli ha? Ci sono auto che ne hanno 30 in più, e poi magari fanno pure una figuraccia al semaforo. Sì, appunto. Tra l'altro, ecco, una cosa che negli ultimi 20 anni, 30 anni è sempre stata propagandata è, vabbè, c'è la trazione anteriore, così la macchina è più facile da guidare. Ma io ho imparato a guidare con un'auto a trazione posteriore, non era un Alfa Romeo, non aveva la tenuta di un Alfa Romeo, ma non ho notato tutti questi problemi, detto tra noi. Anzi, la trazione posteriore ti insegna a saper gestire meglio l'auto, a essere molto più sensibile. Sì. Molto più sensibile. Ho avuto tantissime auto, quasi tutte a trazione posteriore, e le ho avute anche quando non avevo esperienza. Non si finisce mai di imparare, attenzione. E sei in una fase in cui sei giovane, sei esuberante, e la trazione posteriore ti porta un po' a farti sentire i limiti e un po' a capire, a sviluppare soprattutto la sensibilità alla guida. Infatti. Molto importante. Infatti, soprattutto la sensazione è anche una sensazione psicologica, se volete, della trazione posteriore. Io, per esempio, ho guidato qualche tempo fa una nuova Giulia col motore da 160 cavalli. Posso dire che è arrivato abbastanza sparato in una curva, non ho avuto paura a infilarmici perché sentivo che il posteriore era incollato e come tale la macchina avrebbe seguito la traiettoria impostata. Cioè, proprio la ripartizione dei pesi è una cosa completamente diversa. C'è questa nomea che la trazione posteriore è inguidabile per chi non la sa portare. Sì, È ovvio che anche i piloti esperti prestano attenzione, perché la trazione posteriore, ripeto, se ben gestita è un grandissimo vantaggio. Vedi nelle corse, specialmente quando c'è il campionato turismo, le trazioni posteriori andavano meglio, soprattutto nei circuiti misti.
sì. dove la trazione anteriore aveva dei vantaggi, ma purtroppo aveva un effetto pendolo strano, perché avendo trazione e motore davanti, il retrotreno, se l'assetto non era fatto abbastanza bene e non era con un certo equilibrio, perdeva questo bilanciamento e diventava inguidabile. È vero che la trazione posteriore corregge tanti errori, però secondo me è più indicata per chi ha meno esperienza. Però il pilota, l'appassionato, vuole la trazione posteriore perché deve gestire un'auto e soprattutto un'auto che deve avere anche il suo carattere. L'auto, le moto, io amo le auto e le moto un pochino difficili perché non è che mi voglio rendere la vita difficile e sono masochista, però ti impegni alla guida, significa che tu apprezzi meglio ogni gradino, ogni evoluzione che fai alla guida. È vero. Alfa Romeo ha coniugato 60 anni fa, 65 anni fa, 70 anni fa, uno stile di guida che poi è diventato quello che hanno utilizzato anche nelle corse o comunque altri marchi. In periodo, Esattamente. immaginate 60-65 anni fa cosa si produceva degli altri marchi. Scatole col motore producevano gli altri. Mercedes che ha sempre fatto auto innovative, ma non erano auto sportive, erano auto eleganti, bellissime, straordinarie, assolutamente straordinarie. Come La no? BMW arrivò subito dopo, però non avevano i telai, non avevano l'esperienza dell'Alfa Romeo, avevano buoni motori, però la grinta Alfa Romeo, l'innovazione Alfa Romeo, io ho portato la 1750, è un divertimento puro, così come anche la 2000 più volte. È un'auto che anche oggi potrebbe mettere a riga tante macchine, proprio Sì. perché l'alimentazione tanto a carburatori, e con 4 carburatori ti diverti, hai una sensazione della macchina diretta. Oggi tu guidi un'auto che è interfacciata, cioè tra te e il motore ci sta elettronica, computer, servosistemi, quindi non hai l'immediatezza, non senti completamente l'anteriore o il posteriore, non capisci il motore come sta erogando, e poi è Esatto. facile che tu vai a farsi male perché la macchina non mostra nessun limite. Quelle auto erano ruvide, sono ruvide, ma devono essere così, come le persone dal carattere un po' forte, magari all'inizio ti spiazzano, poi scopri che sono persone straordinarie, ma devi Esatto. saperle prendere. E così è Esattamente. un'auto. L'Alfa Romeo la senti già dalla cambiata come si sta comportando, se il motore sta soffrendo, se è fluido, lo senti dalla vibrazione della frizione, dal pedale come affonda, dal rumore, dalla vibrazione dell'abitacolo. Con Giorgio Langella parecchie serate abbiamo passato a raccontarci più che altro era lui a trasmettermi la sua esperienza, grande esperienza, e mi raccontava che quando le collaudava ogni auto aveva vibrazioni, rumori e comportamenti diversi, come ogni essere umano. Dice l'auto non Esattamente. sono tutti uguali le Giulie, nonostante cercavamo di farlo uguale, ognuna aveva un modo di comportarsi diverso. È vero, è proprio così. Alex, oggi questa puntata è dedicata a posta e risposta. Chi ci ha scritto? Allora, io innanzitutto invito gli amici, anziché chiamarmi o scrivermi, di telefonare comunque, però Sì, vabbè, certo. anche magari 029294 7222 se volete intervenire. Il okay. telefono è aperto da adesso. Prego, Alex. Allora, Antonello ci chiede per il restauro di un'alfetta. Mm, Lui vorrebbe acquistare un'alfetta che necessita di grandi lavori. Il preventivo è abbastanza alto, non mi dice qui la cifra, però mi fa capire che comunque è impegnativo. Dice cosa fare. Antonello, è ovvio che io non posso misurare ciò che hai in tasca, posso solo dirti che il cuore va da una parte e il portafoglio da un'altra. esatto. E restaurare un'auto è sempre sconsigliabile, soprattutto adesso, se il restauro è impegnativo, perché se devi fare un ottimo restauro servono lamierati e servono ricambi che non sono stati prodotti più. In aftermarket si trova poco ancora. E io non capisco perché o Stellantis non riprende la produzione, che potrebbe essere un bacino economico abbastanza grande, Che è una cosa che fanno Mercedes e BMW, per fanno esempio. tranquillamente, sì. E quindi trovare i pezzi è sempre difficile. È un mercato che purtroppo, fatto anche da speculatori,
ci sono sempre tanti appassionati e quindi acquistano in blocco tutto quello che trovano e poi il prezzo lo fanno loro. Per un'alfetta, per come tu mi descrivi qui nel messaggio, è abbastanza impegnativo. Capisco la passione, ma io mi sposterei, se non puoi adesso, magari dopo, in un mezzo che sta bene, che necessita di pochi ritocchi, pochi lavori, così da risparmiare, perché se parti da zero e la rifai perché economicamente non puoi comprarla, non ne uscirai mai, a patto di trovare competenza, professionalità e correttezza, cosa sempre più rara. Esatto, aggiungerei anche un'altra cosa. Un'alfetta malmessa che magari vi viene data con 2.500 euro e vabbè, ma tanto c'è da fare solo il restauro. È un pozzo senza fondo che voi non avete nemmeno idea di quanto ci andrete a buttare dentro. Tra lamierati da risanare, da rifare completamente e così via, più tutta la parte meccanica, perché comunque sì, certo, l'affidabilità del bialbero dell'Alfa è leggendaria, però stiamo parlando anche di automobili ferme da anni, che hanno bisogno di essere ricarburate, hanno bisogno di essere tarate di nuovo. Non è un lavoro facile che può fare chi che sia. Vorrei che fosse preciso questo fatto, vorrei che fosse chiaro. Perché mi chiedeva anche dove posso trovare gli interni, e sono cifre assurde. Io mi ero imbattuto in un restauro di un'auto, di una 1750 Alfona, e ho lasciato perdere perché informandomi per ciò che serviva, nonostante tutto sommato stesse bene, era l'auto di un giornalista ferma da 10-15 anni, le cifre superavano alla grande il valore dell'auto, quindi se proprio dovevo fare questo passo la prendevo già sistemata, avrei anche risparmiato. Quindi caro Antonello ti dico, attendi che le tue finanze si possano rimpinguire un po' e scegli un mezzo con meno restauro. Il restauro andava bene tanti anni fa, quando i ricambi si trovavano, costavano poco e avevi ampia scelta. Oggi io lo sconsiglio al 99,99 periodico dei casi. Su macchine ovviamente di un certo restauro. Se io devo sistemare un motore, devo far sistemare due bolle in carrozzeria, il discorso è diverso. Beh, ma è certo. sempre da valutare in rapporto al prezzo, perché chi ve la vende, se non ha fatto quei lavori, non è stupido, è perché ha capito che la spesa è eccessiva. Spesso si vende non perché si ha bisogno per un altro progetto, perché ci si rende conto che alla fine, sommando le varie opzioni per restaurarla, magari motore, la trasmissione. Sapete che significa andare a fare una trasmissione in un'auto del genere? Giunti e mettere in equilibrio tutto, che costa una fortuna, ammesso che si trovi chi lo sappia fare, revisionare un differenziale, semiassi, una fortuna. E quindi è più facile mettere in vendita e dire sì, va cambiato un giunto, poi magari devi spendere 3.000 euro, 2.000 euro di trasmissione. Fai la trasmissione, non vai a revisionare il cambio perché magari hai poi un problema, scendi giù il cambio, sono migliaia di euro, arrivi a 10-15.000 euro in un attimo e devi essere fortunato a trovare la competenza ovunque tu sia, perché non puoi trasportare l'auto da una parte all'altra dell'Italia e poi non puoi seguire i lavori, costa anche trasportare un'auto. Come no? Ci vogliono almeno 500-600 euro per portare da una parte dell'Italia all'altra l'auto, poi ce la devi riportare di nuovo. Cioè, io gli sconsiglio sempre questo tipo di restauro. Vanno salvate senz'altro, però lasciatelo fare chi magari è un carrozziere e nella parte che carrozzeria non paga nulla si rifà i lavori da sé. E questo allora va bene, perché tutte le alfa vanno salvate adesso, perché sono come i documenti storici. Esatto. Però chi parte e mi scrive, dice non arrivo, lo faccio poco alla volta, perché ti devo invitare a un percorso in cui perderai tanti soldi e avrai sempre un'auto da finire? Chissà quando, chissà dove, non sappiamo in futuro i ricambi che fine faranno. Qualcosa aftermarket l'hanno ripresa, però chi mi dice che la qualità non è eccezionale, a me capitò con la GTA di comprare dei semplici paraoli, mi sono durati un giorno. Mamma mia. A quanto ho speso di meccanico? E per trovare gli originali ho speso una fortuna, perché il materiale con cui si faceva quei paraoli
era senz'altro migliore di quello che si fa oggi. E poi le tolleranze sono molto più strette. Quindi bisogna valutare questa cosa, bisogna stare attenti. Passiamo alla prossima se abbiamo tempo. No? Sì, abbiamo ancora un paio di minuti. Allora, Federico ci c'è una Giulia da vendere. Non voleva inserzionarla sui canali, sì, qua dice, non vuole inserzionarla sui canali normali per avere il problema che ti chiamano in tanti. Come faccio? L'unico modo è affidarla a un autosalone di fiducia che si interpone tra te e il venditore e ti toglie l'onere di appuntamenti, farla visionare, gente che magari non è interessata e va lì perché deve perdere la giornata, persone che invece vanno lì e poi ti offrono la metà della metà di quello che tu richiedi. Si prenderà una percentuale l'autosalone, però ti interfaccia e provvede lui a tutti gli appuntamenti. Quindi, velocemente Federico, io ti consiglio di fare così. Poi è l'unico modo per toglierti la problematica e l'onere di avere dei contatti continui, perché tra 100 contatti ben interessati saranno magari 5 e nel 90% dei casi, 95% dei casi ti troverai a far visionare la macchina gente che non la comprerà. Io ci sono cascato con altre auto, ne ho avute tante. Una persona sola, ricordo molto sincera, della provincia di Roma, che disse: guardi, io la chiamo, aveva una Maserati da vendere, ne ho avute diverse. Dice: le dico la verità, non sono interessato a comprarla, però il mio sogno è poterci fare un giro. E ero sempre raccontato ai miei figli. Dice: le pagherei anche il disturbo, posso venire e facciamo un giro così? Dico: guardi, glielo regalo io in giro ai figli. Ed è venuto una domenica mattina, abbiamo fatto un giro lì nella zona dove vivevo, sotto i castelli, ed è tornato tranquillo. Ma almeno ho apprezzato la sincerità di aver detto che in effetti non era interessato perché non poteva economicamente, ma il suo sogno era salire su una Maserati, su quella di un tipo di Maserati, e fargli fare un giro anche ai figli. Decisamente. Allora, caro Alex, noi ci salutiamo qui e ci ritroviamo il 22 febbraio, se ti va bene? Spero di avere già un nuovo ospite, però attendo il sì definitivo perché ho problemi con Skype e attendo un tecnico che glielo risolve. Ma avremo dei nomi importanti e parleremo dell'Alfa Romeo a livelli alti. Molto bene, allora aspettiamo questa sorpresa. Grazie a tutti, grazie ad Alex Cereda, appuntamento tra una settimana e ricordate, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Alex Cereda e Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.